Grazie a tutti per questi 57 concerti meravigliosi che abbiamo fatto insieme. Mi avete fatto vivere un momento meraviglioso e non vedo l'ora di ricominciare. Ci vediamo a novembre e dicembre in Europa. Grazie a tutti. Alla fine di questo 2024 abbiamo aggiunto altre date, sono molto felice perché non mi aspettavo questo successo. Era partita proprio da Venezia e dalla magia di Piazza San Marco il 30 giugno, 1 e 2 luglio scorsi, l'avventura della cantante romagnola Laura Pausini, artista amatissima in tutto il mondo, nell'anteprima mondiale del suo tour, concluso per la prima parte in questi giorni al Madison Theatre di New York con un trionfo senza precedenti. Furono quelle in laguna 3 serate magiche indimenticabili, rese forse ancora più suggestive ma anche complicate dall'acqua alta salita in Piazza San Marco tutte e 3 le serate e da una pioggia torrenziale che portò Laura ad esibirsi con generosità senza l'accompagnamento degli strumenti pur di non interrompere il concerto. Il tour è stato un successo planetario con tutte le date sold out e 450.000 spettatori. Il tour era lunghissimo e siamo già passati sia per l'Italia che per l'Europa. Sono molto contenta di continuare questa parte del tour alla fine dell'anno. Il Winter Tour prevede tante date in Italia, prevede la Sicilia, alla quale tenevo tanto, dove faremo anche l'ultimo dell'anno, e poi l'est dell'Europa, dove sono andata pochissime volte nella mia vita, e poi Londra, dove ci tenevo tanto a tornare. Si riprenderà a novembre, anche a Venezia e in Veneto, dove Laura è amatissima ed è attivo un fans club coordinato da Anthony Favaretto di Robegano. È partita già la caccia al biglietto per il suo tour tra novembre e dicembre, che avrà diverse date anche in Italia.